Si chiamavano Guido Puchetti e Benedetto De Besi, avevano appena 18 anni, avevano frequentato il Barbarigo ed erano molto amici. Insieme trovarono la morte il 6 settembre 1944 a Piacenza d'Adige, cadendo assieme ad altri mentre cercavano di sfuggire a un rastrellamento da parte delle truppe nazifasciste. Alla loro vicenda è dedicato il volume scritto dall'avvocato Marco Destro, che sarà presentato il prossimo giovedì 31 gennaio all'Auditorium San Michele Arcangelo di Selvazzano Dentro. Cosa rappresentano per lei e per la sua famiglia questi oggetti che ha portato oggi? Sono degli oggetti che abbiamo sempre visto, tenuti con molta cura, non esibiti, e che adesso sono passati in nostro possesso perché è mancata la zia che li aveva in custodia e li abbiamo noi, insomma erano tra le sue cose. Che emozioni dà ancora oggi prendere tra le mani questi oggetti? È un certo rimescolamento sicuramente perché uno pensa al ragazzo che era, insomma aveva 18 anni appena compiuti. Io mi ricordo quando sono andata a una cerimonia di commemorazione a Piacenza d'Adige un po' di anni fa che mi ha fatto molto impressione. C'era una signora anziana che li ricordava e diceva che stavano tutto il giorno in camera, stavano a studiare perché l'anno dopo avrebbero avuto gli esami della terza liceo. Grazie. Quindi avevano un pensiero, insomma, di un futuro che poi c'è stato. Come nasce questo libro? Allora, nasce perché un gruppo di persone mi ha chiesto di compiere questa ricerca, inizialmente su Guido Pucchetti. E io, iniziando a leggere i documenti e a cercare testimonianze, è subito saltato fuori anche il nome di Benedetto De Besi e lo stretto legame che univa i due. Allora, mi ha colpito la forte amicizia che esisteva tra questi due ragazzi. Erano ancora degli studenti, a 18 anni, al tempo 18 anni voleva dire essere ancora minorenni, perché la maggiore età si raggiungeva ai 21 anni, e si incontrano nel centro di Selvazzano, anzi per la precisione sull'argine che va da Selvazzano a Saccolongo, nella primavera del 1944. Questa amicizia è sospinta dal professor Fagiotto, che era un precettore della famiglia De Besi, dava ripetizioni pomeridiane a Benedetto. E questo incontro fu molto fortunato perché poi i due insieme decisero di aderire alla Resistenza e di trascorrere molti mesi fianco a fianco. Allora, le motivazioni che hanno sospinto Guido e Benedetto a entrare nella Resistenza sono state di due ordini, principalmente sicuramente i valori cristiani che hanno deciso di vivere fino in fondo. Si viveva in un periodo storico in cui era negata la libertà di espressione, in cui era negato i rapporti personali, erano fortemente compromessi dal regime e quindi loro tentano di vivere all'interno della Resistenza quelli che sono i valori di giustizia, di libertà, di fratellanza a tutte le persone. Il loro aderire alla Resistenza non è stato con un obiettivo di odio verso il nemico, ma è stato per rendere l'Italia di nuovo libera. E l'altro ordine di motivi è sicuramente legato alla scuola. E la scuola era stata, si dice in gergo storico, fascistizzata, ovvero venivano imposti dei programmi molto rigidi da parte del Ministero dell'Istruzione, gli insegnanti erano controllati nel loro insegnamento, c'erano proprio delle persone addette a ciascuna scuola che controllavano che cosa veniva fatto leggere, che cosa veniva insegnato e questo sistema Guido e Benedetto non andava più bene e quindi si sono ribellati. Benedetto De Besi aveva 18 anni, come tanti ragazzi che sono qua a scuola. Qual è il valore di questo esempio per loro e per il Barbarigo? Io penso che abbia il valore e il significato di porsi una domanda: che senso ha vivere? Come Benedetto quella volta insieme all'amico Guido si è impegnato per la libertà e poi rimettendoci anche la vita, credo che ai ragazzi di oggi si possa chiedere per cosa, per chi vale la pena vivere e impegnare anche la costruzione del proprio futuro. Gli oggetti portati addosso da Benedetto De Besi al momento dell'uccisione saranno esposti durante la mostra Cent'anni di gioventù, dedicata al centenario del Barbarigo, al Centro Culturale San Gaetano di Padova dal 6 al 24 febbraio.